Ciao followers, vi sono mancata, sono un po' di giorni che manco dal mio appuntamento quotidiano con le 50 sfumature di nero in dialetto veneto, sperando di farvi ridere un pochino. Comunque riprendiamo da dove eravamo rimasti. Nelle puntate precedenti, 3, 2, 1, ciak, si gira. Allora, ele não smete de infligir-me a sua dolce, meravigliosa tortura. Mi gemo forte. Christian, per favor. Eol se alza e me guarda, sue soavari che è il segno evidente della mia eccitazione. Se così erotico. E ora? E mi domanda. E ora cosa? Sospiro senza fiato, guardando con desiderio disperato. So ancora vestio. E ho fisso confusa. Devo spogliarlo? Sì, posso farlo. Allungo la mano verso la sua panza, verso la sua camisa, ma io e si tira in drio. Oh no, mi ammonisse. Merda, intendeva i jeans. Questo mi fa venire un'idea e a mia idea interiore ride forte, con la testa buttata all'indrio. E mi casco in ginocchio di fronte a eo. E lo faccio piuttosto goffamente e coi man tremante che slaccio la cintura e i jeans. E poi che tiro su, no, su, insieme ai boxer e ho libero. Wow! Alzo sguardo su Deo, coi palpebre socchiuse e ho il mesidrio fissare con cosa? Trepidazione, soggezione, sorpresa. Esce dai jeans e si tira via i calzetti. Mi ghiotto in mano e lo stringo forte, facendo scorrere il palmo come che me gamo strana volta. E ho il geme e si irrigidisse. E il suo respiro è un sibio che esce dai denti serrai, molto esitante, e lo tocco in bocca e succhio forte. Ha un buon sapore. Ah, Anna, va pian, per favore, fermate un attimo. E mi accarezza la testa gentilmente. Io spingo fin giù in te goia. Stringo la bocca il più possibile, senza usare i denti. Brava, così si fa. E succhio forte. Oh, sì, il sibiaeo. Questo sì che è un bel suono esaltante e sensuale. Ripeto il gesto, spingendo e a sua erezione più in profondità e accarezzando a tutta intorno, a base con la lingua. Setto. Mi sento Afrodite. Ciao. Anna, basta per favore, fermate. Proseguo. Supplicame, signor Grigio, per piacere, supplicame. Non me fermo. Ok, te che hai vinto. Sbuffa attraverso i denti. Non voglio venirti in bocca. Ripeto il gesto ancora una volta e il secchino su di me, metto e poi spa e mi fa alzare in piedi e mi butta sul letto. Bravo! Si sfia la camisa da sopra la testa e poi il secchino sui jeans, abbandonati a terra e, come un diligente boy scout, tira fuori una bustina argentata e senza fiato, come mi. Tirate via il picatette, me ordina. Mi metto a sentare e obbedisso. Sdraiate, voglio guardarte. Obbedisso, osservando mentre si infila lentamente il preservativo.
io desidero disperatamente. Io il me guarda e me passa lingua tra gli avari. Tessi una visione meravigliosa, Anastasia. E si piega in tel letto e lentamente si arrampica sopra di me, basandomi come mentre il vien avanti. Mi basa i seni e suga coi miei capelli, mentre mi gemo e mi contorgo sotto di eo non si ferma. No, fermate, te prego, te voglio. Cristian, per favore. Per favore, cosa? Mormora tra i miei seni. Te voglio dentro di me. Bevuto adesso? Per favore. Guardandomi, mi slarga le gambe. Poi, senza tirare via gli occhi dai miei, mi penetra con la lentezza deliziosa. Saro gli occhi, gustandomi che appienessa e a squisita sensazione d'essere posseduta da io. Istintivamente soevo il bacino per andargli incontro, pa unirmi a io, gemendo forte. Io il si voia via e poi molto lentamente il mi riempie di nuovo e mi dei e trova strada fra i suoi capelli di seta e e si muove piano dentro e fuori e di nuovo e avanti e dentro e fuori e di nuovo. Più veloce, Christian, più veloce. Per favore. Io il me guarda trionfante e il me basa con prepotenza. Poi inizia a muoversi sul serio. Estenuante, implacabile. Oh, cazzo! So che non resisterò a lungo. E il tuo è un ritmo costante. Mi inizio a accelerare e gambe che non sente più e si tende sotto di io. Vanti, Tosa, vanti, muovate, bien. E so però esame disfatta. Mi esplodo magnificamente. Dimentica di tutto in un milione di frammenti intorno a io. Io mi segue e mi vien drio, gridando forte il mio nome. Anna, caso, Anna. E il grosso di me e a testa abbandonata contro il mecoeo. Quando recupero le mie facoltà mentali, verso gli occhi e vedo l'uomo che amo. L'espressione di Christian è dolce e tenera, strofina il naso contro il mio, sorreggendosi in tei gomiti, strofina il naso contro il mio, sorreggendosi, avevo già letto sui gumi, vabbè, e man strette le mie ai lati della mia testa. Penso con tristezza che così non sodrio toccarlo. Mi dà un bacio lieve in gli avari mentre il cibo è fuori di me. Tutto questo mi se manca, el disse in un sospiro. Anche a me sussurro. El me toe il mento e il me basa con ardore. Un bacio appassionato, supplichevole, col quale mi domanda: cosa? Non lo so, rimango senza fiato, non alzarmi mai più. Mi implora, guardandomi profondamente negli occhi e il volto serio. Ok, mormoro e sorrido, e che sorrido. E il sorriso con cui Eol mi risponde è abbagliante. Sollievo, esultanza, piacere fanciullesco, combinati in uno sguardo incantevole, che scioglierebbe il più freddo dei cuori. Grazie per l'iPad, setto. De niente, Anastasia, pa così poco. Quasi a tua canzone preferia tra quelle che te ho messo in te l'iPad? Ora te vuoi sapere massa? E sorride. Vien, demo cucinare qualcosa. Femmina. So affamà.
aggiunge, tirandosi su a sentare e trascinandomi coeo. Femmina, ridacchio, femmina, cibo ora per piacere, visto che mi domanda gentilmente signor, me che applico subito. Scendendo dal letto, faccio cascare il cuscino, sconversando il paioncin sgonfio a forma di elicottero che tengo sotto. Cristian Ottoe e me guarda con aria interrogativa. Questo è il mio paioncin, dico con tono possessivo, mentre tolgo l'accappatoio e mi metto. Oh, accidenti, perché l'avrà trovato? Nel tuo letto, mormora, si arrossisso. Metti in compagnia, setto, beato Charlie Tango, il commenta sorpreso. Sì, so sentimentale, grigio, perché te amo. E se me vai un sindaco di nuovo e me volto per andare in cucina, assando con un sorriso da una reccia all'altra. Cristian e mi siamo sentai sul tappeto persiano de Kate, maniemo quei bacchette poi saltà e spaghettini sinesi in sotto e de porziana bianca e sorseggiamo un pino grigio fresco. Christian si posò con la schina sul divano e gambe lunghe distese davanti e a sé e a chioma post coitum. Guardate su Wikipedia. E anzi su Google. Indossa i jeans e la camicia. I Buena Vista Social Club cantilelano dolcemente in sottofondo dell'iPad di Christian. E se bon disse con ammirazione mentre immerge bacchette in tel cibo. Mi sostentà a gambe incrociate in parte deo, magno con gusto molto affamà e ammiro i soppianudi. Di solito so mica cusino, Kate non è una gran cuoca. È stato male insegnarte? No, davvero, esclamo sarcastica. Quanto che gotta ca interessarmi a cucina, mia madre ieri andava a vivere col marito numero 3 a Mansfield, in Texas. E lei, beh, io, poretto, sarei andato avanti a tosto e cibo da sporto se non fosse sta per me. Cristian me guarda, perché non ti sinda in Texas anche a te con tuo mare? Steve, suo marito e me non davimo tanto d'accordo, e poi mi mancava lei, e il matrimonio con Steve non si dura massa, e a Zenissa via me sa... No, non ha mai parlato, io aggiungo tranquillamente. Credo che quea sia un lato oscuro della vita di mia madre, di cui non avevamo mai parlato. Perciò te si rimasta a vivere con tuo patrigno. Sì, sembra che ti sia presa cura d'eo, me disse dolcemente. Suppongo de sì, me strinso in te spae. Ti sei abituato a te cura delle persone e il tono di sua voce attira mia attenzione e io guardo. Cosa è che domando, spaventata da sua strana espressione. Mi voglio togliermi cura di ti, setto. I soci sbrilluccica come sempre, in una emozione senza nome e a velocità dei battiti del mio cuore e mi soffega. L'ho notato, sussurro, so che ti ho fatto in modo bizzarro, a grotta a fronte, ed è il suo modo che conosco, l'unico e il suo, e il dise, so ancora arrabbiato con te per aver comprato sì, setto? E il sorride, so, ma tu rabbia piccola femminetta. Non me cavaria fermare. E con questa vi saluto. Alla prossima puntata. Ciao followers, buonanotte.